Siamo con Massimo Cestaro, segretario SPI-CGIL del Veneto. C'è stato il referendum, quorum non raggiunto, però sono necessarie delle considerazioni e poi cosa succederà adesso? Allora, quorum non raggiunto, però noi siamo soddisfatti di tutti quanti i rapporti che in particolare il commissariato dei pensionati, ma come CGIL abbiamo avuto in questi mesi con tantissimi pensionati, tantissimi giovani nelle piazze, nei mercati, nei posti di lavoro. Abbiamo contattato migliaia di persone e con loro abbiamo stabilito anche un patto, e cioè che, sapendo che il quorum era oggettivamente difficile raggiungerlo, noi ci siamo impegnati a proseguire comunque in questa battaglia, che attiene sostanzialmente alla dignità dei rapporti di lavoro. Il quorum non è stato raggiunto, ma continueremo ad andare avanti perché le esigenze ci sono e sono sotto gli occhi di tutti, per non parlare degli incidenti sul lavoro, che è una pagina drammatica di questo Paese. E noi pensavamo e pensiamo che con quel referendum, quindi individuando anche le responsabilità nella gestione dei rapporti di lavoro, si potesse attenuare un fenomeno assolutamente sconcertante. Però lì è anche culturale, è anche una questione che si scorda. E dovremmo continuare ancora, infatti noi abbiamo sempre detto dopo l'8-9 giugno c'è il 10, 11, 12 eccetera, nel senso noi continuiamo un'azione che avrà le azioni che metteremo in campo con la politica, con le nostre controparti datoriali, con il Paese. Noi siamo una grande organizzazione sindacale e quindi continuiamo in un'azione per ridare dignità al lavoro e sicurezza al lavoro. Questa è la cosa che abbiamo in mente e che continueremo a fare. Per quanto riguarda invece le tutele per i licenziamenti illegittimi, qui vi aspettavate un po' più di partecipazione visto il trend in generale. Sì, però è anche vero che è stata fatta pochissima informazione. Non è stato compreso? No, perché sono aspetti molto tecnici che hanno bisogno di approfondimenti e il fatto che non siano stati costituiti da nessuna parte i comitati del no, come lei sa, ha impedito anche alle emittenti locali di fare i dibattiti che avrebbero consentito di fornire maggiori informazioni alle persone. Questa cosa non è stata possibile, devo dire che anche il servizio pubblico radiotelevisivo non ha brillato dal punto di vista dell'informazione. Sappiamo che la cosa è così, ma noi ostinatamente e testardamente continueremo a proseguire su questa strada. Quindi la questione non è chiusa, ma è soltanto una prima tappa, un primo passaggio. Intanto siete riusciti a indire il referendum, che era già un ottimo risultato. Io la ringrazio, segretario, grazie per essere stato qui con noi, grazie a voi cari telespettatori, continuate a seguirci, ma vi invito sempre ad andare presso le sedi presenti ovunque sul territorio dello SPI-CGIL per farvi controllare la pensione, è importantissimo, prendete un appuntamento e andate, grazie.